Mister Cesaretti, Riva Samba, era difficile ribaltare il risultato dell'andata, peccato per questa partita, non cancella una stagione nettamente positiva. Sì, assolutamente, io ne approfitto soltanto per ringraziare i miei ragazzi e la società che ci ha dato l'opportunità di fare queste partite. Hanno fatto un qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Oggi sinceramente sono più rammaricato oggi che all'andata, perché oggi veramente troppi episodi ci sono stati sfavorevoli. Il direttore di gara secondo me oggi proprio ha pescato una... Già all'andata c'era qualcosa da recriminare, io non lo faccio mai, però sinceramente oggi ci hanno quasi impedito di giocare. Il secondo gol è nato da un fallo clamoroso sul nostro giocatore in uscita, una rovesciata che gli ha preso, e tantissime altre decisioni veramente che non comprendo, che mi fanno rimanere un po' così, ecco. Però insomma il calcio è anche questo, oggi secondo me la terna arbitrale ha preso una giornata negativa, come la prendono a volte gli allenatori, i giocatori, bisogna accettarlo, fa parte del calcio. Di sicuro non siamo usciti per questo, però insomma secondo me oggi potevamo giocarcela un po' diversamente se avessimo avuto, non dico gli episodi a favore, ma qualche errore in meno contro, ecco. Però è anche vero che noi indubbiamente abbiamo giocato contro una squadra molto forte, solida, che non ti concede quasi nulla, che difende molto bene, difende con tanti uomini, e noi siamo oggettivamente un po' meno brillanti rispetto al solito e rispetto a quello che abbiamo sempre fatto, ecco. Ma ci sta, faceva parte di quello che si sapeva, insomma. Siamo partiti, siamo allenati, forse la giornata in cui ci siamo fermati, l'ultima giornata di riposo, ci ha un po' cosato, ci ha un po' bloccato dal punto di vista dell'intensità che ormai avevamo preso. Però Si salva una squadra di ragazzi che ha fatto molto una squadra bene. di ragazzi che ha fatto bene, anche oggi secondo me l'ha fatto vedere a tratti, per quanto ripeto poco brillanti, però abbiamo provato sempre a fare la partita e a fare le nostre cose. Oggi ci riuscivano non spesso, però ribadisco, quando poi tutti gli episodi ti vanno contro è normale che un pochettino ti abbatti, ti demoralizzi. Faccio comunque ragazzi i complimenti anche per come hanno tenuto nel secondo tempo, quando si poteva prendere un'imbarcata, invece hanno continuato a giocare non concedendo nulla, peccato anche per l'ultimo gol. C'era un rigore secondo me abbastanza grosso, almeno uno, e altri episodi così e così, però io ho preso questo gol all'ultimo secondo che magari, ecco, il parziale poteva essere un po' ridotto come l'andata, insomma non meritavamo queste due sconfitte così ampie, ma va bene così. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Grazie, complimenti. Grazie a voi.